Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo su Teleuropa Network Replay come al solito ogni lunedì alle 15 e siamo arrivati al 19 di aprile 2021. In Serie A c'è stata l'ennesima sconfitta del Crotone in casa per 2-1. In Serie B invece c'è stata la terza sconfitta consecutiva del Cosenza a Pisa per 3-0, mentre ha vinto la Reggina per 2-1 e si è portata a un tiro di schioppo dai play-off la squadra di Baroni, che sta facendo veramente un campionato importante in questa seconda parte. Poi parleremo anche con l'amico Gigi Condol, direttore sportivo della Vibonese. Tratteremo ampiamente nell'ultima parte anche la Serie C, dove il Catanzaro ha vinto e si è portato al terzo posto, così come la Vibonese che ha battuto l'Avellino di Braglia per 2-0 e quindi è sempre in zona play-out, ma è messo meglio rispetto alle altre avversarie. E allora, buon pomeriggio Stella Battaglia. Buon pomeriggio a te Franco, buon pomeriggio a tutti voi amici sportivi e benvenuti al nostro appuntamento con il calcio delle Calabresi. Oggi poteva benissimo essere una super puntata positiva se solo alla 34esima giornata di Serie BKT i lupi avessero creduto nei loro colori e nella maglia che indossano. Mi dispiace dirlo, ma dopo aver affrontato tantissime gare ed aver pareggiato all'infinito, ora come ora bisognava solo lottare per raggiungere chiaramente l'obiettivo della salvezza. Le colpe io Franco personalmente le addosso a tutti, ma soprattutto alla squadra che con poca cattiveria sotto porta chiaramente non ha fatto nulla per ottenere ad ogni gara il meglio e soprattutto per dimostrare a tutti voi tifosi quanto sia importante il Cosenza e soprattutto la Serie B. Molti di voi quando interagiscono con noi attraverso i messaggi, anzi vi ricordo il nostro numero 345 921 1221, riconoscono l'errore negli acquisti sul calciomercato e ribadiscono il concetto sul fatto che nessuno ha un contratto a lungo termine. Mi dispiace però contraddirvi perché io credo che nel calcio, come in ogni attività che si intraprende, bisogna crederci e soprattutto lottare sempre per raggiungere gli obiettivi finali. Di questo e di altro ne parleremo con il nostro coordinatore della trasmissione Franco Segreto e con i nostri ospiti che hanno accettato l'invito di essere qui in studio. Ringraziamo Walter Leone della Gazzetta dello Sport. Grazie a voi per l'invito. E Francesco La Luna di Cosenza Channel. La parola a te Franco. Ok, allora andiamo a bomba perché come hanno capito i nostri telespettatori, per quello che ho detto io all'inizio e quello che hai aggiunto tu, con dovizie di particolare, direi di andare a ricostruire questa situazione che si è creata a Cosenza e stiamo aspettando notizie da un momento all'altro se Chiuzzi rimane al suo posto, non lo sappiamo se ci sarà il cambio dell'allenatore, ci sono momenti di riflessione in casa rossoblù, però andiamo a ricostruire, caro Walter, quello che è successo dopo la trasferta di Pisa, dopo il 3-0 che ha fatto seguito al 3-0 di Venezia, all'1-0 interno con la Cremonese. Dicevo, terza sconfitta consecutiva, in sala stampa si è presentato il direttore sportivo Trincher. Andiamo ad analizzare quelle sue parole fino ad arrivare ad oggi, lunedì. A te la parola. Beh, credo che sia stato l'atto finale di una situazione dove c'è una squadra che, lo stiamo sottolineando ormai da più partiti, al di là delle sconfitte, anche andando a ritroso nel tempo, anche con l'Ascoli, nonostante la vittoria non è che ci fosse stata questa grande prestazione. Qualcuno se l'è presa a male per chi ha avuto modo di sottolineare che il calcio di rigore arrivato sul finale di primo tempo è stato concesso con, diciamo, abbastanza con magnanimità da parte dell'arbitro, per cui già lì c'era stato il primo campanello d'allarme che poi abbiamo avuto modo di vedere con la Cremonese a Venezia e a Pisa. L'atto finale sono state, secondo me, le parole del direttore sportivo, perché l'accusa è stata ben precisa, un direttore sportivo che dice che una parte dei calciatori hanno mollato. Questa è un'accusa ben precisa anche nei confronti dell'allenatore, che evidentemente non è più nelle condizioni, probabilmente da quello che abbiamo visto, di gestire il gruppo. A questo punto è scattato l'allarme anche all'interno del club. Ieri è stata una giornata molto particolare, molto frenetica,
È vero che poi a decidere è soltanto uno, però è stato dato mandato al direttore sportivo di esplorare la figura di un allenatore che potesse scuotere questa squadra. Il direttore sportivo difende l'operato di Occhiuzzi e vorrebbe che si andasse avanti con Occhiuzzi almeno in queste ultime 4 partite, però il ragionamento del club è quello che se c'è questa situazione dove una squadra che ormai non reagisce più, a quel punto se c'è da cambiare si cambia, per cui si stanno valutando diverse opzioni, sono state fatte telefonate a diversi allenatori, chiaramente la scelta, poi guarda Franco, è come se tutto accadesse al momento giusto, perché poi ieri è arrivata pure la notizia dello stop del campionato. Poi ne parleremo infatti con i colleghi di Roma del Corriere. 12 giorni di tempo per poter riprendere in mano la situazione, questo aiuterà anche il Cosenza nel recupero dei calciatori che in questo momento sono infortunati, tranne Bittante ovviamente, e per cui c'è questa situazione. Mi risulta che da parte della proprietà ci si aspettava anche un segnale da parte dell'allenatore, secondo me è ingeneroso chiedere anche questo, le dimissioni per un ragazzo che comunque, io lo ribadisco, si è assunto troppe responsabilità al suo primo anno da allenatore di Serie B, ha accettato situazioni che non rientrano assolutissimamente in quella che è la sua idea di calcio, e questo mi sia consentito sottolinearlo, non lo dico oggi. Poi non ha avuto nemmeno magari, come dire, un pizzico di buonsenso nel rivedere quelle che sono le sue idee tattiche. E se oggi il Cosenza ha 32 punti, significa che c'è qualcosa che non è andata per come doveva andare. E allora, questa è l'analisi, signori miei, di Walter Leone, collega della Gazzetta dello Sport. Sentiamo quella invece di Francesco La Luna. La stessa domanda che ho posto a Walter la pongo naturalmente a te, c'è tanta frenesia, poi parleremo con Stella perché stanno cominciando ad arrivare i primi WhatsApp, i primi messaggi. Allora, inquadrami tu la situazione come ha fatto Walter. Ci siamo visti quanto tempo fa? Un paio di settimane fa? Un paio di settimane fa, sì. Ok. Ci siamo visti un paio di settimane fa e abbiamo detto più o meno le stesse cose. Adesso è peggiorato perché sono arrivate 3 sconfitte consecutive. Assolutamente sì. Non riconoscere l'errore, anzi la responsabilità di chi sta a capo di una società di calcio, come ha fatto quest'oggi Andrea Marotta nell'editoriale di Cosenza Channel, è secondo me un punto mancato. Marotta li ha date tutte e 3, Sì, assolutamente. Però Marotta scrive una cosa. Addirittura ha parlato di codice penale. Però Marotta scrive una cosa giusta. Se dopo una promozione in B, attesa 15 anni, si perde un patrimonio di 20.000 persone, lasciando stare che adesso gli stadi sono chiusi, forse la responsabilità, perché noi parliamo, e io faccio sempre questo discorso, di responsabilità e di colpe. Posto che le colpe siano di tutti, sì, la responsabilità è oggettivamente di chi sta a capo della società, ma è normale, Un presidente, un patron, una persona che possiede una società e che possiede la maggioranza delle azioni, sì, storicamente ha la responsabilità di quello che accade all'interno. Ciò detto, continuo ad asserire che il tempo per l'esonero di Occhiuzzi fosse ormai dopo la sconfitta col Frosinone, perché non ho mai visto un allenatore che dopo il ritiro viene riconfermato. Non penso, mi perdonerà Walter, ma semplicemente per una questione di, credo, contatti diversi, credo che il direttore Trincheri in questo momento non abbia la forza di potersi opporre a una decisione, perché comunque è in scadenza. Cioè, fra un mese Trinchera va via, parliamoci chiaro. Con quale potenza Trinchera può chiamare 3-4 soggetti di numero? Quindi non credo. Almeno io non ne ho avuto riscontro, però sta nel mestiere del giornalista anche questo. E detto questo, io continuo a dire, come dico da tempo e come hai detto anche tu l'altra sera, sì, a Rosso Blu senza giacca, io ne approfitto sempre per... Ci mancherebbe altro. Lo ribadisco nei miei scritti sul Corriere e dove vengo invitato, ci mancherebbe. Sei stato nostro ospite e hai detto una cosa sacrosanta, cioè che una situazione, un unicum a Cosenza, mai creatasi. E questo perché? Perché c'è stato un
un accanimento terapeutico nei confronti di una squadra che in questo momento non ha un minimo senso, e l'accanimento terapeutico è arrivato nel momento in cui non si è esonerato Chiuzzi dopo il Frosinone, nel momento in cui non si è deciso ad agosto, e lo ribadirò sempre, di non dare seguito a un lavoro di un direttore sportivo che ha portato dei risultati. Ha portato anche dei giocatori che non sono andati bene, verissimo, verissimo, Greco, Perez, Litteri, però noi dimentichiamo il contratto, il mancato riscatto di Okereke, che era fissato a 1 milione. Vabbè, non parliamo della situazione, lo sappiamo tutti, ne abbiamo già discusso. Parliamo della situazione attuale, perché da qui a qualche ora potrebbe esserci il nuovo allenatore. È sotto gli occhi di tutti la situazione del Cosenza. Andiamo a vedere la classifica generale e chiaramente... Potrebbe essere, ma chi lo decide, Franco? Il problema è come fa un direttore sportivo in scadenza a dire a un allenatore: guarda, vieni qui. Beh, ma l'allenatore sportivo non è che è in scadenza e lo paga. Guarda, fino al 30 giugno comunque deve lavorare, perché è un professionista. Deve lavorare, ma viene pagato. Se poi nella mentalità del presidente c'è che addirittura non ha pagato Braglia perché riteneva che non aveva allenato. Magari potrebbe pure dire che... Sì, ma no, io sto dicendo un'altra cosa, Walter. Magari lui gli dice... trovi un allenatore, ma so che le telefonate non le ha fatte certamente come sono state fatte a Rastelli, come sono state fatte ad altri allenatori dopo il pareggio con la Regina, ma non le ha fatte certamente lui, il direttore. Appunto, questa è la grande anomalia. Vediamo dalla regia. Chiudo velocemente dicendo che andiamo subito con Stella. Chiudo velocemente dicendo che se c'è una responsabilità maggiore, che è quella del Presidente Guarascio, il Presidente dovrebbe assumersela, perché il silenzio che procede dalla conferenza stampa, nella quale, ricordiamo, è stato detto: con Trinchera ci vedremo a giorni, la squadra è stata concepita in maniera simultanea fra direttore, allenatore e presidente, e tante altre cose che poi non si sono rivelate, o quantomeno si sono rivelate inesatte, perché ci sta. Dovrebbe esserci magari un'esposizione. Mi fai sentire, Stella, sono arrivati alcuni messaggi che poi abbiamo già in linea. Tullio Calzone dalla sede del Corriere dello Sport. Vai. Sì, Franco, ne sono arrivati più di 200. Ne leggo qualcuno, visto che abbiamo il nostro ospite telefonico. Vai subito, grazie. Con la sospensione del campionato l'unica possibilità che ha il Cosenza di salvarsi è mandare via Occhiuzzi, sperando in una scossa. Tuttavia, il tentennamento della società induce a pensare che ritengono ormai inevitabilmente la retrocessione in Serie C. Una considerazione fatta con freddezza apre scenari veramente imbarazzanti, squadre ogni anno rivoluzionate ed indebolite, di esse che vanno via, chi resta è insoddisfatto, vedi i litigi di luglio, medici da sempre tifosi del Cosenza che vanno via, responsabili del terreno di gioco che lasciano, vertenze continue con tesserati. Vedi Braglia, quella di Braglia. Così non si può andare avanti. Buongiorno, secondo voi un presidente come Guarascio che vuole cambiare un allenatore già da tempo e non lo fa, è da considerarsi? Poi abbiamo, buongiorno, un altro lunedì a parlare sempre di sconfitte, ma chi lo ha fatto allenatore questo Chiuzzi con una rosa come quella del Cosenza? Si poteva ambire ai playoff, invece si combatte solo per i play-out, sempre se si faranno. Per me si devono togliere le maglie tutti i calciatori della squadra. Vogliamo far parlare... Sì, ok. Abbiamo capito quelle che sono... Tullio Calzone. Tullio, ci sei? Sì, buonasera. Ciao Tullio, buonasera, grazie per essere nuovamente con noi. Come vedi qui l'aria è più che frizzante. Stiamo aspettando in queste ore perché sembra che l'allenamento di oggi sia stato spostato a domani. Questi sono i rumors che arrivano. Io saluto anche Alberto Urban, che vedo anche lì sotto il monitor via Skype. Non lo so, dovrebbe esserci tra oggi e domani, uso il condizionale perché con la società, con questa società bisogna usare sempre il condizionale, potrebbe restare Occhiuzzi, potrebbe arrivare un nuovo allenatore, ma come inquadri dalla sede centrale del Corriere dello Sport questa situazione del Cosenza, caro Tullio? È un momento di grande confusione che dura già da qualche settimana e che adesso va assolutamente chiarito con una scelta netta: o si conferma Occhiuzzi, si dà forza a Occhiuzzi e si dice che questa è la situazione e il Cosenza va avanti con questo assetto, oppure bisogna in fretta cambiare allenatore sperando che le ultime 4 giornate bastino a sicuramente difficilmente ad evitare i play-out, ma quando viene a conservare la Serie B poi allo spareggio. È una situazione molto delicata, una squadra che non è più in fiducia, che viene da 3 sconfitte consecutive, che non crede più nelle potenzialità che ha, che non sono poche, anche se secondo me aver perso
dei giocatori a gennaio fondamentali in attacco ha acuito certe difficoltà. Poi il Presidente evidentemente gli piace giocare sul rischio, perché già la scorsa stagione aveva detto che bisognava investire in qualcosa di diverso, ma anche credo qualcosa dopo Braglia, che è un allenatore esperto. Occhiuzzi ha portato freschezza lo scorso anno, ma ci si è illusi che il lungo lockdown, il blackout del campionato che c'è stato, non abbia avuto un ruolo determinante almeno quanto quello ha avuto Occhiuzzi, nel rigenerare una squadra che orfana di Braglia si era un po' smarrita. Lui è stato bravo a recuperare certi concetti di gioco. Senza dubbio. Adesso però credo che già da qualche tempo ci siano delle difficoltà. Il Presidente deve uscire allo scoperto e fare chiarezza, perché questa situazione, diciamo così, di in mezzo al quadro non giova a nessuno e esacerba poi anche gli aspetti ambientali che, come mi sembra di capire, non siano proprio favorevoli. Tullio, io ti faccio la domanda sull'assemblea di Lega di ieri, alla quale hanno partecipato tutti i presidenti. Noi avevamo contattato il presidente del Cosenza, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Sappiamo che c'è stato un po' di movimento, ecco, cosa ci puoi dire in proposito, e questo stop del campionato se può giovare a formazioni come il Cosenza che lottano per la salvezza e come la Regina che lotta invece per i playoff? Allora, il Presidente ha fatto una proposta, diciamo, molto ambiziosa Balata? della Lega. No, il Presidente Guarascio parlo. Non lo sappiamo. Ci dai questa novità? Sì, ha chiesto che il campionato Puoi alzare la voce, Tullio, non ti sentiamo. Alziamo. Allora, ha chiesto che ci fossero il blocco delle retrocessioni. Questa è la proposta di Guarascio di ieri in assemblea. Esatto, in assemblea, che non è stata riportata purtroppo neanche io, l'ho messa nel pezzo di oggi perché non avevo molto spazio, anche perché non ha preso mai piedi questa ipotesi. Però lui ha provato arditamente a bloccare le retrocessioni e a conservare attraverso questa famosa teoria della cristallizzazione delle classifiche, ma ovviamente è stata respinta al mittente sul nascere, perché modificare i format di un campionato abbiamo visto nelle scorse stagioni a quale deriva giudiziaria poteva portare, quindi è stata una cosa abbastanza ardita. Poi l'Assemblea ha fatto una scelta che io personalmente non ho condiviso. Io ero più per il lodo Sticchi Damiani, perché mi sembrava che bloccare il campionato adesso per 15 giorni, sia pure nel tentativo di evitare contenziosi che poi non potessero essere contenuti nell'ambito del format del campionato, perché poi ci sono gli europei e quindi bisogna liberare, diciamo, gli stranieri nazionali e anche i nazionali italiani, e poi non si riusciva perché, diciamo, tra giudice sportivo, corte d'appello, eventualmente collegi di alcoli, c'era il rischio di andare oltre questo termine. Però bloccare il campionato adesso per 2 giornate secondo me è un po' ardito, anche perché nessuno può garantire che non ci siano altri cluster di Covid, e quindi andremo sicuramente poi alle calende greche. Invece secondo me il lodo Sticchi Damiani, che è il presidente del Lecce, chiaramente, ovviamente sì, che oltre ad essere un noto giurista anche sportivo a livello nazionale, dicevo che il lodo che aveva proposto, che era stato approvato all'unanimità nel primo direttivo fatto venerdì d'urgenza, quando l'ASL di Pescara è entrata a gamba tesa sul campionato, perché poi c'è anche questo aspetto che destabilizza, che noi dopo le sentenze su Juve-Napoli e su Lazio-Torino abbiamo ormai sancito che l'ordinamento delle ASL locali è prioritario rispetto a ogni altro regolamento interno delle leghe, del calcio e dello sport in generale. Quindi chiaramente, essendo venuto meno quel patto che c'era anche a livello di FIGC, che prevedeva un protocollo rigidissimo che ha consentito al calcio italiano di riprendere e di giocare, adesso furbescamente qualcuno ha attivato queste incursioni delle ASL iniziate da Napoli e Juve,
il rischio adesso è di una deriva totale, perché qualsiasi ASL può dire tu non giochi perché insomma, è una situazione tutta da seguire, ce ne sono è una situazione che ha bisogno di grande responsabilità, perché se non c'è responsabilità i campionati non si finiscono. Se non si finiscono i campionati, il rischio è che il valore del campionato di Serie B sia sempre più inferiore. Ma non era che quella era stata studiata a tavolino da parte del presidente Guarascio, perché da quello che stai dicendo tu stiamo arrivando alle calende greche, quindi Guarascio l'aveva buttata lì avendola studiata a mio avviso bene. Ha fatto un tentativo pro domo sua, come si ma anche dire. c'è stato il tentativo di Cellino, che è stato bocciato mi pare. No, il tentativo di Cellino era un altro. Cellino avrebbe voluto giocare giustamente, anche la regina, anche martedì, anche la regina, giocare sì. martedì, perché ormai chi doveva fare le trasferte le aveva già organizzate, aveva già pagato, prenotato alberghi e quant'altro, quindi è chiaro che poi lì questo famoso lodo Galliani, che è stato anche, come dire, sostenuto da un interesse della Federcalcio, da una preoccupazione del presidente Gravina di portare a termine i campionati e di evitare contenziosi, quindi questi erano i due obiettivi della Federcalcio. È chiaro che si ha prestato il fianco poi a interpretazioni malevole, perché il Monza sicuramente non è un momento favorevole, ed era atteso martedì a Salerno con una squadra lanciatissima verso la promozione diretta. Tullio, un'ultima cosa, visto che abbiamo Alberto Urban e poi c'ho anche Massimo Taibbi, il direttore sportivo della Regina, proprio fra qualche minuto, mi dici per favore la domanda, però una risposta secca, se il Cosenza ha delle possibilità per arrivare ad un play-out, considerato anche chi dovrà incontrare Cosenza Reggiana, chi dovranno incontrare l'Ascoli, e la Regina si ha possibilità di centrare i play-off? Ma sono due obiettivi secondo me raggiungibili. Adesso non ho capito bene se a Reggio Calabria, lo potete chiedere a te, c'è qualche problema Covid. Sì, c'è un problema Covid già da ieri, di un tesserato. Ecco, bisogna vedere che sviluppi avranno queste situazioni. Ma la Regina è lanciatissima, io penso che Baroni stia facendo un grande lavoro, abbia fatto un grande lavoro, anche se contro la Reggiana è stata abbastanza fortunosa la vittoria. Per quanto riguarda il Cosenza, c'ha il Pescara in casa, poi c'ha il Monza mi pare, poi c'ha il Pordenone, l'altro qual è non mi ricordo l'Empoli, allora c'ha Pescara, Empoli, Monza, Pordenone fuori casa l'ultima. Ecco, bisogna vedere se l'Empoli sarà promosso, e se è già promosso. E il Pordenone a che punto sarà? È il Pordenone che dovrebbe essere fuori dai guai, ma è una situazione abbastanza delicata, però voglio dire, non è che si può dire già adesso abbiamo perso, bisogna giocarsi le partite. Adesso non c'è dubbio, bisogna che la squadra ritrovi quell'unità di intenti. Poi soprattutto bisogna decidere se questo allenatore non funziona più, adesso ci sono... Entro stasera diciamo, dai. Per impostare il lavoro. Spero che venga un allenatore abituato a lavorare nelle difficoltà e che non ci siano vecchie bandiere che oppure si dica si va avanti con occhiuzzi da qui al termine del campionato. Sei stato molto chiaro. Come è probabile che sia aperto. Grazie Tullio, buon lavoro, grazie. Ciao, salutami i colleghi del Corriere dello Sport. Grazie per essere stato con noi. Stella, due messaggi perché c'è Alberto Urban che freme per entrare in onda. Vai. Sì, buongiorno a tutti voi. Cosa cambia a 4 giornate dalla fine? Cambiare allenatore. Siete a 5 punti dell'Ascoli per andare ai play-out. Il Cosenza dovrebbe vincere tutte e 4 le partite con un punto interrogativo. C'è un calendario difficile. Buon pomeriggio, lo scorso anno ci siamo salvati per il Covid. Adesso ci dà un'altra mano, perché con lo stop si possono riordinare le cose che non vanno e stringersi attorno alla squadra, perché non è ancora matematica la retrocessione. I miracoli a volte si ripetono. Le ultime 4 partite del Cosenza rispecchiano in una fotografia la non organizzazione e programmazione seria, e ripeto, seria da luglio, per non parlare del settore giovanile. Torniamo in Serie C e ci restiamo per altri 20 anni, mentre Crotone e Regina giocano nel calcio che conta. Noi faremo il derby con il Catanzaro e la Vibonese. Non lo so se farà il... Vabbè, non sappiamo se il Cosenza retrocede o se il Catanzaro attraverso i playoff va in Serie B. Questo è tutto da decidere, Vabbè, questi sono perché i tifosi che ci seguono e chiaramente... Ieri ha vinto al terzo posto e consolida con Calabro sempre più la sua posizione. Chiaramente voi siete liberi di esprimere il vostro pensiero. L'importante è che non si sconfini e non ci sia del Nel momento in cui sconfinate con i messaggi noi non li leggiamo purtroppo. Buon pomeriggio Alberto Urban, so che stai soffrendo peggio della tifoseria rossoblu. Buon pomeriggio. Ciao Franco, ciao Walter.
Qualcuno Ciao mi ha telefonato Albertone! ieri, dice Franco è finita, questo è il titolo che dovreste fare. Io dico ancora no, un po' di speranzella il Cosenza ce l'ha. Che dici? Come la inquadri? Hai sentito Tullio Calzone prima? Sì, intanto le partite sono ancora 4 e diciamo che siamo solo a un punto, diciamo, Sì. dai play-out, perché comunque l'Ascoli è a 5 punti. Ma io quello che mi preoccupo, e l'avevamo detto la settimana scorsa, Sì. le parole del dopo partita di Occhiuzzi a Venezia, no? E Sì. io dico che quando un allenatore dice che una squadra non suda, una squadra va in campo ed è molle, queste sono delle parole fortissime che fanno pensare. Io credo che, dette dopo una partita, credo che ci siano state delle avvisaglie anche nelle partite precedenti. Sì. Stessa cosa dice il direttore Trinchera. Sentivo prima da voi che dice Trinchera è in scadenza di contratto. Walter Leone. Sì, Trinchera è in scadenza di contratto, ma finché in busta paga ha il dovere di aiutare la squadra e di prendersi le sue responsabilità fino alla fine. Quali sono queste responsabilità? Questo non lo so. Sapranno loro quelle dove ci sono veramente, dove ci sono i problemi, ma io credo che intanto bisogna scegliere a questo punto 11 guerrieri che cercano con orgoglio e senso di appartenenza di lottare fino alla fine di ogni partita, e questo credo sia la cosa fondamentale. Avevamo detto che non era questione di gioco perché bene o male le nostre partitine le abbiamo fatte. Questa è una questione di orgoglio, una questione di mettere il cuore e lottare fino al 90°. Se siamo arrivati in queste condizioni dove adesso veramente pensiamo che i giocatori mollano, che i giocatori non sudano, che i giocatori È finito non lottano tutto, a fino alla 4 fine, giornate andiamo in vacanza. andiamo in vacanza e chiudiamo tutto, voglio dire, allora però bisogna vedere cosa bisogna fare, perché io credo che Scusami Alberto, ti fermo un attimo perché ci fanno segno dalla regia. Rimani con noi anche nella seconda parte, così ti facciamo concludere il tuo pensiero. Do la parola a Stella perché dobbiamo andare in pubblicità e poi concludi, va bene? Rimani con noi, grazie. Vai Stella. Sì, vi lasciamo qualche secondo per andare in pubblicità, non cambiate canale. Allora, rieccoci nuovamente insieme, diamo subito la parola ad Alberto Urban perché mi ha colpito quello che ha detto Tullio Calzone tra le tante cose, che il presidente Guarascio ieri in assemblea di Lega aveva diciamo, studiato una situazione, la proposta che è stata subito però bocciata da tutti gli altri presidenti, che era quella di bloccare il campionato. Alberto Urban, puoi continuare e chiudere il tuo pensiero? Sì, volevo dire adesso, ora bisogna trovare subito la medicina e non abbiamo più tanto tempo. Chi più di No, è allenatore... scaduto, Alberto, il tempo è scaduto, non è che ne ha... Lo so, O stasera, comunque... come abbiamo detto con Calzone, si cambia allenatore, ma stasera o domani c'è Occhiuzzi, non c'è dubbio. Questa situazione così ondivaga non può andare avanti, onestamente. Ma indubbiamente adesso chi più della società, del presidente, del direttore sa veramente il vero problema. Io so solamente che questa è una categoria che va, una categoria importante che va salvata a tutti i costi, e sappiamo quanta sofferenza e quanto tempo ci vuole per riconquistare. Ma il Cosenza deve giocarsi play-out, quindi bisogna praticamente andare in un'unica direzione, quella di, come dicevi tu, guadagnare qualche punto sull'Ascoli e andare ad un play-out. Questa è la verità. Dobbiamo guardare solo l'Ascoli, io l'ho detto l'altra settimana, non guardiamo più avanti. Assolutamente. Guardiamo come dietro Reggiana e Ascoli, perché in questo momento l'unico obiettivo è questo. Sappiamo che abbiamo 4 partite, tra cui non tutte semplici, questo lo sappiamo, però questo punto, questi 2 punti di differenza con l'Ascoli li possiamo sicuramente conquistare. Dobbiamo vedere come, dobbiamo vedere veramente dove ci sono i problemi. Allora, do subito la parola ai colleghi, prima Walter Leone e poi Francesco La Luna per Alberto Urban. Alberto, purtroppo ciao, il calcio è cambiato. Tu prima hai detto una grande cosa, 11 guerrieri, ma valli a trovare 11 guerrieri. Qua facendo, un mio amico stamattina mi ha detto che a Occhiuzzi l'hanno mandato a prendere l'acqua con il crivo, cioè come diciamo noi qua a Cosenza. Trovare 11 guerrieri. Scusa Alberto. L'anno scorso Occhiuzzi, grazie alle motivazioni, ha trovato questa miracolosa salvezza. Dunque perché non ritornare a entrare nella mente di questi ragazzi, perché solo così si ottengono i risultati. Sì, bel gioco, cattivo gioco, per l'amor di Dio,
ma se tu non vai in campo e lotti, io spero che Occhiuzzi abbia ancora lo spogliatoio, abbia ancora lo spogliatoio in mano, voglio dire, questa è la mia preoccupazione. È la preoccupazione di tutti, Alberto, perché se in campo vedi una squadra molle, una squadra che alla prima difficoltà sparisce, e purtroppo di difficoltà nell'arco delle partite che ormai non durano più 90 minuti, ma durano sempre da minimo 95 a salire, il problema è che bisogna avere la consapevolezza che in questo momento anche andare a toccare le corde giuste del calciatore, che potrebbe darti qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista mentale, probabilmente serve una scossa. Io non lo so, perché a me pare di capire che dopo le ultime, quello che sta succedendo nelle ultime ore, l'allenatore è un po' delegittimato. Cioè, come domani si potrebbe ripresentare nello spogliatoio? Mi chiedo, ecco, non lo so. Questo è vero, Walter. Io ho sentito, bravo Walter, io ho sentito tante volte dire Occhiuzzi, i conti si fanno alla fine. Non è che questa tranquillità che dà magari alla squadra, no? Porta ad andare in campo, no? Senza questa cattiveria giusta, intanto quello che abbiamo fatto l'anno scorso probabilmente lo faremo anche quest'anno, no? Questa leggerezza, questa quasi sicurezza nella tranquillità, non sempre le cose vanno bene. Io vorrei proprio questo sudare la maglia, questo domenica uguale, ha detto il direttore, il secondo tempo abbiamo mollato, abbiamo staccato la spina. Abbiamo fatto tutta la partita, abbiamo staccato la spina e questo è preoccupante, ma se lo dicono adesso probabilmente queste avvisaglie non sono solo da Venezia, ma sono anche precedenti, quindi è un problema che dovevano guardare prima in casa queste cose. Alberto, scusami che andiamo a leggere qualche messaggio, poi do subito la parola alla Luna. Intanto salutiamo Giuseppe Milicchio che ci sta seguendo perché era fuori sede. Infatti c'è anche un messaggio di Giuseppe che dice grandissima trasmissione. Grazie. Il resto è fuffa, oggi il top dell'informazione a replay. Grazie Giuseppe. Salutiamo Giuseppe e lo ringraziamo. La retrocessione peserà anche sul curriculum di Trinchera, dicono molti è normale, tifosi, se dovesse retrocedere sul curriculum di Occhiuzzi, dei giocatori e di Trinchera. Che sarà ricordato come il DS che ha portato giocatori fuori forma o inadatti alla Serie B e come colui il quale ci ha fatto retrocedere in una B enormemente modesta in quanto a valori tecnici. Buonasera da Catanzaro, auguro al Cosenza il prossimo anno il derby con il Catanzaro, ma in Serie B tutti e due, in bocca al lupo. La retrocessione, vabbè, l'abbiamo già detto, lo stanno scrivendo quasi sempre le stesse cose. La squadra così come si trova, senza mordente, senza gioco, senza spirito di rivalsa, di dignità, è destinata alla Serie C, con tutte le grosse responsabilità del Presidente. Le responsabilità del Presidente. Francesco La Luna, vuoi chiedere qualcosa ad Alberto? Perché Alberto starà con noi fino alle ore 16. Nel frattempo vediamo se abbiamo Reggio Calabria e Massimo Taibbi. Grazie Enzo Leonetti, se ci fai subito il contatto. Vai Francesco. No, faccio una considerazione e poi chiedo una cosa a Mister Urban, in quanto leggenda del Cosenza, ma in quanto allenatore, che mi sembra... Ciao Francesco. Buonasera Alberto, buonasera. Allora, faccio una considerazione velocissima. Cioè che quello che dice Mister Urban è giusto ed era evidente e i campanelli d'allarme sono stati dati molto spesso, ma tu parli del Frosinone, vedi anche Frosinone ma non fosse solo il Frosinone, fosse solo il Frosinone, Brescia, cioè non è che 5 vittorie in un anno sono davvero pochine. 5 vittorie in un anno è il record negativo, neanche con i 2 punti a vittoria. Neanche con i 2 punti a vittoria. Chiudo, mister, una domanda. Scusami, ti puoi aspettare un attimo? Come no? Non so se abbiamo Taibbi in linea. Pronto? Sì, buonasera. Grazie Massimo per essere con noi qui a Replay. Stavamo parlando di questa situazione un po' delicata e difficile del Cosenza, ma naturalmente abbiamo detto anche con Tullio Calzone, il collega del Corriere dello Sport, della Regina, che insomma la seconda parte del campionato la sta disputando alla grande col cambio dell'allenatore, e quindi volevamo sapere che aria si respira a Reggio. Siete arrivati là. Stella, c'è una battaglia per il direttore mi pare, e c'è una domanda alla Stella Battaglia, vai.
Direttore, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito telefonico. Allora, una domanda per lei. Dopo il cambio del mister, pensava ad una rincorsa così sostenuta per agganciare i playoff? No, noi quando ho cambiato il mister, che mi è costato molto, perché lo sappiamo. Certo, lo sappiamo. Intanto lo salutiamo Mimmo Toscano che qui a Rende, quindi sappiamo che ci segue. Anche perché io credo che i primi 3-4 mesi che ho fatto Mimmo sono successe cose che solitamente non succedono neanche in un anno, no? Sì. Calcistico, tra infortuni, rigori sbagliati, arbitraggi un po', per cui era diventato eravamo messi su una strada onestamente che di non ritorno, e anche quasi come un accordo, perché anche Mimmo era d'accordo, abbiamo preso questa decisione e là ho avuto la fortuna di andare a individuare un allenatore bravissimo che è entrato subito, ha trovato subito le corde giuste di questa squadra. Poi a gennaio si è sistemato qualcosa che inizialmente si era sbagliato e questo ha fatto sì che la squadra adesso vada bene, però è chiaro che i meriti di Baroni sono agli occhi di tutti, insomma. Sono sotto gli occhi di tutti. Grazie. Questo blocco di campionato di 2 settimane, ecco, potrà servire a che cosa nella fattispecie per la Regina? Ma per la Regina in questo momento onestamente forse egoisticamente era meglio giocare, anche se ritengo sia stato più logico interrompere il campionato, perché così si dà la possibilità a quelle squadre che hanno qualche partita indietro di recuperare, anche per non arrivare a fine campionato come succede spesso in Italia, con le recriminazioni, con i sospetti, sì, eccetera, eccetera. Invece così si è potuto tagliare la testa al toro. Secondo me è stata una scelta giusta ed equilibrata. È vero che devi fare in 10 giorni 4 partite, ma il Covid ci ha abituato anche a questo. A proposito di Covid, c'è un caso Covid nella Regina? Mi pare Nello di staff? Sì, infatti io sono in quarantena a casa, fermo, bloccato, devo aspettare 8-10 giorni. Per cui ho capito, e allora insomma abbiamo scoperto tutto. Non so se c'è Walter Leone della Gazzetta dello Sport per Massimo Taibbi, vuoi chiedere qualcosa al direttore? No, niente, buonasera direttore, chiaramente credo che lei me lo ha già anticipato quello che volevo chiederle, il fatto che in un momento così importante che stava andando bene interrompere per la Regina, anche se questo obiettivo del playoff è arrivato un po' inatteso per come si erano messe le cose, perché poi avete costruito veramente, avete messo a posto le cose costruendo una grande squadra, è un peccato, no? Magari interrompere questo bel ritmo. Sì, è un peccato perché stavamo bene, eravamo lanciati, poi questo non significa che saremmo andati sicuramente, però avevamo e abbiamo ancora delle grandi possibilità, però vedi cosa sto Covid, adesso un nostro membro dello staff è risultato positivo, questo è il Covid ti colpisce, devi capire anche che è una situazione purtroppo che bisogna conviverci e secondo me hanno fatto la scelta migliore, poi egoisticamente probabilmente ci ha penalizzato, ma prima viene la salute e poi il resto. Sentiamo Francesco La Luna di Cosenza Channel e del Quotidiano e poi un'ultima domanda per il direttore e lo lasciamo andare via. Direttore, buonasera. Pronto, Sì, direttore, c'è. ci senti? C'è? Sì, Ah, ok, no, vai. Senta, volevo chiederle, in merito proprio al cambio dell'allenatore di cui lei ha già largamente parlato, quanto è inciso l'esperienza, non tanto lo scossone dato all'ambiente, ma l'esperienza di un tecnico come Baroni che è abituato a navigare nelle zone nobili della classifica? E poi, rifacendomi a una domanda arrivata da un telespettatore, volevo chiederle, ma con la Regina, che ha tanti nomi forti, questa Serie B è davvero così di basso livello come sembra da un punto di vista tecnico, a suo parere? Ma, ho detto prima che Baroni alla prima domanda ha inciso moltissimo, è riuscito anche nel capire che probabilmente questa squadra con quei 4 dietro poteva rendere di più, ci ha messo del suo, onestamente ci ha messo del suo, ha capito dove intervenire e i risultati dicono che ha avuto ragione e di questo siamo contenti. Ma io non sono d'accordo che sia una Serie B di basso livello, anche perché fino a un mese fa parlavamo di una Serie B di altissimo livello, perché c'era un qualcosa di diverso rispetto agli altri anni, cioè c'erano le prime 10 staccavano le altre 10 di tantissimi punti, invece solitamente
tra zona playoff e playout ballavano 3 punti per andare, 3 punti per andare ai playout e 3 punti per andare ai playoff. Questo denotava una grande qualità, soprattutto nell'alto. Per cui io credo che questo sia un campionato molto difficile ed equilibrato. Io non lo vedo più scarso degli altri anni. Ritengo che negli ultimi anni, ma anche in Serie A, per parte della Lega Pro, si sia indebolito, ma questo da parte di tutti. Massimo, un'ultima domanda te la faccio io e ti devo strappare una parolina sul Cosenza, sulla situazione difficile, momento delicato che sta attraversando appunto il Cosenza Calcio. Cosa ci puoi dire? Sì, Cosenza io l'ho visto contro di noi, l'ho visto anche qualche altra partita, mi ha sempre dato l'impressione di una squadra tosta, una squadra dura a morire. Le ultime 2 partite ho sentito un'intervista, ho letto del mio amico Trinchiera Ragione, sì, insomma, dove non riconosce la sua squadra che quantomeno lottava ed era difficile. E invece adesso nel secondo tempo stacca la spina purtroppo. E adesso io mi auguro per loro, mi auguro che troveranno la soluzione, perché adesso è tutta una questione mentale. 4 partite alla fine non è che puoi fare stravolgimenti. Mi auguro che queste 4 partite, qualche partita deve recuperare e possano agganciare il treno giusto, anche perché rispetto alle altre il Cosenza, facendo i dovuti scongiuri, ha sempre dimostrato negli anni di essere una squadra che nel momento opportuno tira sempre fuori la freccia e va, come è successo in C, che era sesta, poi è andata in C playoff l'anno scorso, che sembrava veramente retrocessa, invece hanno fatto un capolavoro. Io ritengo che ci sia ancora margini, chiaro che è difficile, ma molti margini, e me lo auguro per gli amici. E ci si augura di arrivare ad un play-out. Grazie a Massimo Taib, in bocca al lupo per la regina e per il futuro. Grazie direttore. Franco, allora, posso un sì, poi secondo? c'è Alberto Urban. No, che devo fargli la domanda, sì. Ne approfitto per un Prego, veloce prego. appunto. Allora, giunta notizia che per quanto sappiamo, come abbiamo già detto, che si va verso un probabile esonero, c'è da limare un dettaglio sul contratto di Occhiuzzi, che come sappiamo ha un triennale, quindi fino al 2023, quindi le parti in questo momento stanno cercando di capire fin dove si può arrivare a tagliare. L'opzione è, per quanto ne sappiamo, che Occhiuzzi rinunci a uno dei 2 anni di contratto che gli sono rimasti a livello di stipendio, quindi non più pagato fino al 2023, ma pagato fino al 2022. Ovviamente, se poi dovesse trovare una squadra come... No, è ovvio che poi non è che ci si possa aspettare che una persona ci mancherebbe altro. Rinunci. Cioè queste sono le ultime notizie che ci dai tu. Le ultime... vogliamo ripetere per cortesia? Sì, quindi magari qualcuno si stanno parlando le parti per... si sta cercando un modo per evitare che l'esonero di Occhiuzzi gravi sulle casse del Cosenza e Quindi Guarascio, se ho capito bene, c'è 3 anni di contratto, uno è quasi finito, uno lo tagliamo e uno te lo pago. Esatto, l'accordo potrebbe essere per un solo anno. Alberto Urban, hai sentito che cosa ci ha detto Francesco Laluna? Ho sentito, però in questo momento non è facile sia per Occhiuzzi sia per la società, però a questo punto... Mi pare che si vada verso un nuovo allenatore, da quello che ho capito, da quello che aveva scritto anche Walter ieri sul Tifo Cosenza, no? Sì. Ma io credo questo ormai si è capito, questa è la soluzione che ha la società, è solo una questione economica, ma secondo me adesso non bisogna vedere a contratti biennali o triennali, bisogna pensare al Cosenza. Se la società ha pensato che con una sterzata si può cambiare le sorti del Cosenza, va fatta appunto e basta, senza andare a guardare contratti biennali o triennali. Mister, posso chiudere la domanda Francesco, di prima? Vai. Scusami Franco, ne ho approfittato. No, io vado a cercare altre notizie. Chissà esce il nome dell'allenatore. Io volevo chiederle, lei fa l'allenatore di mestiere adesso, oltre che essere stato un grande calciatore del Cosenza, ma secondo lei, abbiamo fatto uno studio, nelle prossime ore uscirà un articolo, studio mi sembra eccessivo, ricerca, e nelle prossime ore uscirà un altro articolo. È normale cambiare, lei chiedeva 11 guerrieri in campo e siamo d'accordissimo tutti quanti, ma è normale cambiare su 15 giornate del girone di ritorno 13 volte la formazione iniziale? Oppure al netto di infortuni, ricordiamo che il Cosenza credo abbia avuto solo un caso Covid, che è quello di un paio del girone d'andata, più Schiavi in ritiro. Schiavi quest'estate. Schiavi e un altro che non è stato annunciato. Ghiozzi mi pare che poi sia uscito, se non ricordo male. Esatto. Vabbè, ma è roba di 6 mesi fa, 7 mesi fa. Detto questo, mister, secondo lei si possono cambiare 13 formazioni su 15 giornate nel girone di ritorno senza avere un'identità precisa, almeno nell'11 titolare? E chiudo con un secondo quesito. Cosa ci si può aspettare da giocatori che sono stati tenuti in panchina per gran parte della stagione? Vedi Sacco, vedi Bois,
vedi Balulì che praticamente non è stato più utilizzato, nel momento in cui vengono chiamati in causa a livello di meccanismi interni alla squadra? Ma io sono uno di quelli che mi piacerebbe dare certezze a una squadra, ecco, poi ci sono dei momenti in cui devi cambiare perché sono state tante volte delle partite, 3 partite in una settimana, allora magari ci sono però io sono uno di quelli che piace dare certezze e dare forza a una squadra, a dei titolari. Poi è vero, chi entra magari dopo tanti mesi, vedi Schiavi ultimamente, non è mai facile fare una partita perché quando stai fermo 3 mesi avere minutaggio sulle gambe, questo non è facile. Però io in questo momento lascerei Francesco da parte, tutte queste cose, perché sì, stiamo valutando quello che è successo, ma adesso dobbiamo vedere quello che dovrà succedere in queste 4 partite dove veramente ci vuole gente con gamba in campo e che sudi e che voglia veramente ottenere questo risultato, che secondo me adesso non si ottiene né col gioco né con niente, si ottiene con la rabbia e la voglia, perché mancano 4 partite e sono 4 partite da battagliare. A livello mentale principalmente bisogna dare poi un cambio di passo, caro Alberto. Non so se vogliono aggiungere qualcosa, Walter, se no possiamo salutare Alberto Urban. Niente, ci vorrebbero Schio, Gianzanti. Ma scusami, questi nomi che sono usciti fuori, Mutti, Calori, non so, Novellino, Gigi Di Canio, ce ne sono tanti, io li avevo fatti da un po' di tempo a questa parte. Io ricordo che tu dopo il Frosinone mi dicesti bisogna chiamare Bortolomucci. Allora, noi non abbiamo riportato niente come Cosenza Channel proprio perché aspettiamo ulteriori sviluppi. Bucchi, ce ne sono tanti, ma ce ne sono un sacco, Però ci vuole, come diceva Alberto Urban, e anche una guida esperta, eventualmente dovesse andare via Occhiuzzi. Ma il problema sta mi perdonerà Alberto, mi perdonerete voi, se lo ribadisco di nuovo. Francesco, siamo tutti dispiaciuti dovesse andare via Occhiuzzi, perché ma è ovvio, è un mister per bene, è uno che veramente ha la maglia del Cosenza addosso, è uno che l'anno scorso ci ha portato la salvezza, però lo sappiamo che ci sono momenti che purtroppo il calcio questo è. Chi lo diceva che Tesser doveva andare via? Alberto, tu sei di Udine, chi lo avrebbe mai pensato detto che Tesser doveva lasciare esonerato il Pordenone? O magari Marino della Spal e Rastelli al suo posto? No, ma il calcio è questo. Dico una cosa. Ti do una notizia, hanno mandato via Mourinho 2 ore fa. Là c'è tutto il discorso Superlega. Capite, è stato esonerato Mourinho. Dico una cosa. Perché poi anche Alberto, il mister... Ma dispiace a tutti, ci mancherebbe. Dispiace a tutti. Beppe Severnini scriveva, dopo l'esonero di Cooper, sul Corriere della Sera, nel lontano 2003-2004, si scrisse in un editoriale, scrisse che l'allenatore è pagato bene per prendersi queste responsabilità. Non discuterei sul bene, ma sul pagato, almeno ci auguriamo di sì. Detto questo, continuiamo però... Quando Alberto diceva ne parleremo alla fine, che è una cosa, i conti si fanno alla fine, che è una cosa che abbiamo sentito spesso, i conti non si fanno alla fine, il Redde Razionem, tanto portato avanti con questa prosopopea i conti si fanno alla fine, ma non è vero, perché i conti si fanno durante il campionato dura 38 giornate. E chiudo in merito a quello che diceva un telespettatore prima, attenzione, sul discorso, perché poi mi tocca fare l'avvocato del diavolo, come dice Edoardo Ferrario, che è un grande comico in un suo video. Conciso, perché dobbiamo dare spazio ai messaggi. Chiudo dicendo che Trinchera magari scendiamo in Serie C, ma attenzione perché in Serie B ci siamo arrivati quando c'era lui direttore sportivo. Sì, ci sono degli alti e dei bassi nel calcio. Nonostante tutto, forse bisognerebbe patire la responsabilità. Dispiace a tutti per Occhiuzzi se dovesse andare via e naturalmente Trinchera se dovessero retrocedere. Dispiace anche il fatto che magari dopo alcune annate che hanno visto il Cosenza protagonista, l'abbiamo visto dalla C alla B, dalla B alla salvezza, giocatori importanti come Tutino, Palmiero, Chereche, li sappiamo ormai a memoria, li conosciamo, no? Che sono passati da Cosenza e purtroppo sono state programmazioni un po' diverse da quello che non sono state programmazioni. 3 milioni e 200 mila euro di riscatto fra Palmiero e Chereche, lasciando stare quello che poi è successo. Sono 1 milione di riscatto senza controriscatto dello Spezia e 2 milioni di riscatto Palmiero con controriscatto. Ma anche adesso ci stanno scrivendo sempre le stesse cose di Baez e i soldi 500 mila euro di Falcone, voglio dire. Falcone sappiamo che sarà opzionato a fine campionato, anche perché non fare un'operazione del genere mi sembra criminogeno. No, penso che come no, ci mancherebbe credo altro. Che sarà opzionato a fine campionato, ma il discorso è sempre economico, è inutile che ci giriamo attorno. Stai alla battaglia, vai, rimani Alberto fino alla pubblicità, grazie, scusaci. Sì, allora ci sono tanti messaggi, molti di voi ci hanno anche scritto che non li leggiamo tutti. Ma sono 2000.
Sono tantissimi, sono più di 500, non riusciamo a leggerli tutti. Adesso leggeremo quello che riusciamo fai chiaramente. un bilancio e un riassunto di quelle che più o meno dicono le stesse cose, capito? No, ma sono cose diverse, ce l'hanno comunque con il presidente, con il cambio allenatore e giustamente non leggiamo nello specifico tutto il messaggio perché sono davvero lunghissimi. Ma anche perché passano sotto. La trasmissione dovrebbe durare 3 ore soltanto per i messaggi. Allora, prima Franco salutava Mimmo Toscano in diretta quando eravamo chiaramente con il direttore sportivo. Non potrebbe essere proprio lui l'allenatore giusto per il Cosenza? Perché se non mi sbaglio... C'è il contratto fino a giugno, non so se aveva un biennale, quindi non è possibile. Con la regina, non può liberarsi. Allora, poi subito Gianni Di Marzio, allenatore, così vediamo se gli viene la voglia di giocare a questi calciatori del Cosenza. La proposta di Guarascio del blocco delle retrocessioni ci fa capire il livello che ha raggiunto la nostra società. Lo scorso anno c'erano Rivière e Asensio, quest'anno mancano purtroppo gli interpreti. Buonasera, mai vista una resa simile? Bisogna vedere se l'allenatore è delegittimato, eventualmente un cambio d'allenatore va bene e forse possiamo salvarci. Date le lacune della squadra, credo sia necessario di più un mister alla Castori che alla Corini. Cosa ne pensa il dottor Leone? È d'accordo su quello che io ho esposto? Allora, facciamo rispondere subito a Walter. Stavo ascoltando un messaggio di mercato. Un messaggio di mercato. Allora, puoi ripetere la domanda? Puoi ripetere? Sì. Allora, leggo prima un altro messaggio e poi pongo la domanda a Walter Leone. Bravo Francesco La Luna. Vabbè, Walter, sei perdonato. In diretta, chiaramente, quando arrivano le comunicazioni arrivano le notizie. Speriamo di darla per le 16:30 una notizia. Dobbiamo necessariamente ascoltarlo per condividerle con voi, quindi Walter non si è distratto più di tanto, voleva soltanto darvi qualche bella notizia. Bravo Francesco La Luna, l'unico che dice come stanno le cose. Giornalisti, se volete il bene del Cosenza non fate gli ipocriti, sapete benissimo che con questo presidente purtroppo Cosenza non ha futuro. Adesso ripasso chiaramente al messaggio precedente. Dato le lacune della squadra, credo sia necessario di più un mister alla Castori che alla Corini. Cosa ne pensa il dottor Leone? Che alla Corini? Sì, alla Corini. Ho capito adesso. Cosa cioè uno esperto e un altro giovane, emergente come Corini. Più che altro credo, perdonami Walter, giusto per analizzare, credo più uno più pragmatico rispetto a uno che fa giocare la squadra magari che è allo spettacolo. Perché era giusto per amore di precisione. Io so già la risposta di Walter. Perché giustamente abbiamo pochissimi incontri. Puoi far rispondere a Walter? Sì, ma ancora c'è la domanda. Cosa ne pensa il dottor Leone? È d'accordo con me? E quale potrebbe essere, secondo Walter Leone, il nome giusto libero sulla piazza? E ce ne sanno tanti. In questo momento non è che sia così semplice, serve un allenatore che venga e cerchi in qualche modo di motivare la squadra, pragmatico al massimo, perché qua bisogna fare punti, bisogna recuperare un punto all'Ascoli e guardarsi anche dalla Reggiana e poi sperare anche nel famoso colpo di fortuna, anche perché l'ultima partita sarà uno stranissimo gioco del destino, ma l'Ascoli affronta il Chievo e nel Chievo gioca Garritano, perché noi parliamo, diciamo le cose, ma l'anno scorso, nonostante la grande impresa fatta dal Cosenza, se non fosse arrivato quel gol di Garritano contro il Pescara, in Chievo Pescara, comunque il Cosenza avrebbe giocato il play-out. L'allenatore è quello che ti dia la possibilità di fare il massimo in queste 4 partite. In queste ultime ore sembrerebbe che, mi è arrivato un messaggio di conferma in queste cose, che c'è stato anche più di un contatto con Novellino. La questione Occhiuzzi è da ieri. La proprietà si aspettava che Occhiuzzi si dimettesse, cioè ci sei stato sfiduciato, dimettiti, ma per cui adesso magari si sta trovando l'accordo, come diceva prima Francesco, su una via di mezzo. È chiaro. Poi non mi risulta che il contratto di Occhiuzzi sia un contratto che possa in qualche modo stravolgere i bilanci. Sentiamo Alberto, siamo in chiusura della seconda parte, poi ti liberiamo. Alberto, hai sentito quello che ha detto Walter, si sta lavorando su un bel po' di allenatori, sembra che sia uscito fuori anche Novellino, sia Gazzetta dello Sport che Corriere dello Sport stamattina avevano fatto il suo nome insieme a quello di Mutti e Di Calori. Potrebbe essere, se dovesse essere Novellino, l'allenatore giusto, un motivatore giusto?
Bravo, ci vuole proprio un motivatore. Io non so se c'è stato il cambio, se ci sarà. Comunque chiunque viene deve arrivare per dare veramente motivazioni importanti, per dare quella voglia e quella cattiveria per raggiungere l'obiettivo. Comunque siamo sempre dispiaciuti, lo ripeterò comunque sempre. Sicuramente, sicuramente. Non dobbiamo scordarci la salvezza che ci ha dato l'anno scorso. È vero. Sappiamo che è un valido allenatore e non deve essere questo campionato che deve rovinare quello che ha fatto. Assolutamente. Ci mancherebbe altro, vabbè, Assolutamente, Alberto, ma credo che Roberto non era facile lavorare in un ambiente, in una piazza come Cosenza, non lo era assolutissimamente. Non è facile. Io sono convinto che Roberto le sue qualità avrà modo di dimostrarle, perché è un allenatore bravo, e non lo dico perché conosco Roberto, sono amico di Roberto. Roberto si è assunto troppe responsabilità per l'eccessivo amore nei confronti di questa società. E poi la proprietà di questo bisogna dire che in modo veramente pessimo ne ha approfittato e non poco. E allora, Stella, possiamo salutare Alberto Urban. Alberto, noi non abbiamo notizie, diciamo, di prima mano, stiamo aspettando, come vedi, tra i colleghi giornalisti stiamo cercando, tra la redazione del Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, l'amico Nicola Binda, Chi fa mercato, Cosenza Channel, Tifo Cosenza e tutti gli altri amici che ci seguono sui siti. Insomma, non è semplice, cara Stella, indovinare poi magari il personaggio giusto se dovesse andare via Occhiuzzi, che ripeto, salutiamo, ha fatto tantissimo per il Cosenza, ma noi da giornalisti quali siamo raccontiamo i fatti. Pordenone-Pisa si gioca sabato, non più il 27. Addirittura, quindi Pordenone-Pisa si gioca sabato, era il recupero, esattamente. Sì. E quindi stavo dicendo da giornalisti quali siamo, raccontiamo i fatti verificando naturalmente le notizie. Grazie ad Alberto Urban per essere stato con noi. Ciao Alberto. Arrivederci mister. Ciao, ciao. Allora, possiamo andare in casomai pubblicità, Stella? Sì, sì, certo. Ritorniamo subitissimo con l'ultima parte di Replay. Restate con noi. Ok, allora terza e ultima parte di Replay. C'è stata subito dopo la pubblicità, nel corso della pubblicità, una telefonata dell'amico Franco Cretella, Magico Cosenza, nostro collega giornalista dei bei tempi anche del Cosenza Calcio, che praticamente ha una proposta che è questa: Occhiuzzi deve restare secondo lui al suo posto con la supervisione di Gianni Di Marzio per argomentare un po' la situazione. Quindi Walter, insomma, salutiamo Franco, Franco è di questo parere, Occhiuzzi in panchina con la supervisione di un personaggio brillante, dinamico come Gianni Di Marzio per, come dire, scuotere, tra virgolette, le coscienze mentali, dico io, di questa squadra. Guarda, io ho avuto il piacere di avere ospite Gianni qualche settimana fa a Tifo Cosenza, sì, nella nostra trasmissione sulla web TV. Non ti nascondo che il video delle parole di Di Marzio le ho girate a Roberto Occhiuzzi, dicendogli fatevi, cioè erano veramente dei un grande motivatore, dei consigli, e farlo ascoltare perché faceva riferimento alla squadra, ad alcuni calciatori in modo specifico. Beh, chiaramente adesso la situazione, un personaggio come Gianni Di Marzio purtroppo al Cosenza manca da molti anni, perché quella figura come cioè il direttore generale, di riferimento, dai, una figura di riferimento. La figura di Gianni era un qualcosa fondamentale in quel tipo di calcio. Oggi è cambiato tutto. Oggi anche le figure dei direttori sportivi sono direttori. Sì, Walter, però il discorso della mentalità è sempre quella. Chiaramente adesso la cosa che mi auguro è che non sia il solito andamento lentissimo della proprietà del Cosenza, perché ti bruci queste 2 settimane, perché aumentano i danni costruiti in questi ultimi anni. Stella, mi dici qualche si sbrigassero a prendere quantomeno la decisione. Intanto hanno già dal punto di vista comunicativo sfiduciato l'allenatore, e credo che sia un dato di fatto, perché arrivano più conferme di allenatori che ribadiscono sono stato contattato. Esatto, pure io ce l'ho, abbiamo fatto i nomi prima. Vai Stella, e poi vediamo se abbiamo Gigi Condò.
per la Vibonese, se ci dà le ultime l'amico Gigi, vai. Ok, salve a tutti, mi chiedo e vi chiedo, ma ci credete che l'anno prossimo esisterà il calcio se Cosenza scende di categoria? Sabato si è toccato il cosiddetto fondo. I giocatori non hanno avuto cattiveria sotto porta. Anche con l'aiuto della regina la vedo nera. Mi vorrei sbagliare. Buon lavoro a voi. L'ultima di campionato sarà Chievo-Ascoli. Garritano, pensaci tu. Mi pare che Walter l'ha detto poc'anzi. Ok. Salve, se proprio Guarascia non ha soldi per cambiare allenatore, io propongo mister Franco Gagliardi per queste ultime 4 partite rimaste. Sicuramente qualche giocatore si sveglierebbe e farebbe meglio sperando di arrivare ai play-out. Vi ricordate Pillon non ha dato di fatto il giusto impulso alla squadra. Ma non verranno a Cosenza questi allenatori perché capiscono che è difficile che il Cosenza si possa salvare in 4 giornate. Questo non è detto, Stella, la matematica non condanna. No, non lo sto dicendo io, sto leggendo i messaggi. No, per rispondere a questo telespettatore. Sì, ma entro stasera Franco o Chiuzzi andrà via? Avremo la notizia? Entro stasera, noi speravamo durante la trasmissione. No, dipende, se abbiamo superato già il libro dei proverbi ci avviamo verso l'esonero, se no siamo a Giona più o meno. Gigi Condò, buon pomeriggio da Vibbo. Gigi. Buon pomeriggio a voi. Grazie, direttore sportivo della Vibonese, avete fatto una bella impresa battendo 2-0 il Lavellino di Braglia. Poi mi dici qualcosa pure sul Cosenza. Ma sì, sicuramente è stata una vittoria importante per noi perché poi diciamo nel finale di campionato i punti valgono doppio, è una situazione di classifica ancora molto ingarbugliata per tutti, chi per i playoff, chi per i playout, chi per la salvezza diretta, quindi un campionato difficile con piazze importanti, secondo me il più difficile di tutti e 3 i gironi della Lega Pro in assoluto. Senti Gigi, quanti punti secondo te mancano alla Vibonese per toccare, diciamo, per arrivare alla permanenza in Serie C, alla salvezza? Ma la matematica sono 2 punti. 2? Sì. Incontrerete il Bisceglie mi pare prossimamente, giusto? Sì, noi abbiamo il Bisceglie domenica e poi l'ultima la Turris in casa. Ma a prescindere dalla matematica io credo che noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ora dobbiamo pensare al Bisceglie e cercare di fare una prestazione importante. Mi dici qualcosa dell'Avellino di Braglia e del Catanzaro che si giocano un posto importante nei playoff, Gigi? Ma sono 2 grosse squadre, i budget che hanno investito lo dimostrano, hanno una rosa di 30 giocatori che potrebbero giocare in qualsiasi società di Lega Pro e per qualsiasi tipo di classifica. Sono 2 squadre forti, esperte, sì, con giocatori che hanno vinto campionati, lo stesso Braglia è un allenatore che ha vinto diversi campionati, quindi secondo me diranno la loro nella parte finale dei playoff. Senti, tuffiamoci in casa Cosenza perché della Regina ne abbiamo parlato con Massimo Taibbi poco fa, è lanciatissima la Regina verso i playoff. Questa situazione delicata del Cosenza, tu hai lavorato nel Cosenza Calcio, hai lavorato vicino a Guaracio, all'epoca c'era l'avvocato Quaglio, se non ricordo male, che salutiamo. Come vedi da Vibbo questa situazione del Cosenza, come la inquadri? Perché sappiamo che da un momento all'altro potrebbe, io uso il condizionale, esserci l'esonero di Roberto Chiuzzi e so che la società è alla ricerca di un allenatore esperto, di un motivatore. Ma io a Cosenza sono molto legato perché ho avuto la fortuna di vincere un campionato, sì, dove abbiamo dominato quell'anno, quindi ho dei ricordi ad esempio del giorno del centenario con quasi 19-20 mila paganti. Come no? È una piazza a cui io mi lega grande affetto e grande stima e quindi mi auguro che riesca a fare all'impresa di salvarsi perché sarebbe una cosa eccezionale. Come l'anno scorso. Sentiamo Walter Leone, vuoi Ciao, salutare Gigi? Gigi? Pronto? Sì, pronto. Ciao Gigi, sono Walter Leone. Ciao Walter, bene, tu? Bene, bene, com'è? Tutto a posto? Tutto bene, grazie. Intanto mi saluti calorosamente Giorgio Roselli. Roselli, me lo devi abbracciare e gli dici che gli voglio sempre bene, nonostante se la sia presa un po' con me quando è stato qui a Cosenza. Pure io gli voglio bene. È più permaloso Gigi di noi cosentini, Giorgio. Comunque complimenti per quello che avete fatto
ed io la Vibonese la seguo sempre con grande affetto perché credo che abbia il miglior presidente in assoluto che possa avere il calcio calabrese e non me ne vogliano gli altri. Uno come Pippo Caffo mi raccontano cose bellissime, anche quello che è successo ieri allo stadio dopo questa importante vittoria. E niente, Gigi, tu hai vissuto la questione Cosenza. Cosenza credo che, non lo dico per una questione di campanilismo, ma per com'è proprio la provincia, per quella che è l'ambiente, la piazza di Cosenza, meriterebbe ben altra programmazione. Secondo te, che tu che ci hai avuto contatto, che cosa manca per quel salto di qualità definitivo? Ma ripeto, a me a Cosenza mi legano tante cose, perché è una piazza che io rispetto tanto e ogni sabato quest'anno guardo, la prima cosa che guardo è il risultato del Cosenza. Ma tutti, da Valotti, tutti quelli che sono stati qua, a Cappellacci che ho sentito l'altro giorno, tutti per il Cosenza, tutti per il Cosenza. Evidentemente il Cosenza resta poi nel cuore, caro Gigi. È una piazza fantastica, ripeto, io sono stato benissimo. Cosa serve in questo momento? Non conosco benissimo, diciamo, le dinamiche, le problematiche, le dinamiche che ci sono. Ricordo l'anno scorso l'impresa che è stata fatta, credo che Trinchera abbia fatto un ottimo lavoro. Quest'anno effettivamente non so cosa non sia andato per il meglio, però certo in Serie B ci vuole una programmazione importante. Poi una piazza come Cosenza, che secondo me è una piazza che deve puntare nemmeno alla Serie B, perché è una piazza che potrebbe fare la Serie A, perché è una piazza dove è innamorata della squadra, è una piazza con tifosi in tutto il mondo, non in tutta Italia. E il mio augurio è quello che possa fare sempre meglio, e faccio sempre il tifo io per il Cosenza, sempre. Sentiamo Francesco una domanda per Gigi, se ce l'hai, e poi lo salutiamo. Sì, direttore, buonasera, Francesco La Luna. Volevo chiederle, come hanno ricordato già gli altri colleghi presenti, lei ha lavorato a Cosenza, ha lavorato peraltro alle dipendenze del presidente Guarascio. Come spiega, lei ha detto prima 12.000 persone in C2 per il centenario, come spiega l'incapacità di mantenere alto una piazza, di mantenere alto l'interesse di una piazza così appassionata? Cioè, non si dovrebbe in qualche modo coltivare la possibilità di vedere sempre, tralasciando i famosi stadi chiusi, di vedere sempre uno stadio pieno e che spera in qualcosa di più, piuttosto che far disamorare la piazza? Guardi, io ho lavorato con Guarascio, quell'anno, ripeto, è stato un anno importante dove abbiamo fatto grandi risultati. Cosenza è una piazza che secondo me va da sola, perché anche in questa situazione di classifica, se fossero aperti stadi, io penso che non ci sarebbero meno di 10-15 mila persone. È vero. Beh, confermo, Gigi. Quindi hai detto una cosa bella, è una piazza che va da sola. Sì, va da sola perché ha una storia, va da sola perché il tifoso cosentino è competente, la gente che ruota intorno a Cosenza non è uno sviolinare, perché voi mi conoscete e sono una persona che dico le cose che pensa, ha una stampa competente, ci sono tutte le componenti veramente per fare calcio a grandi livelli. Io quello che, ripeto, mi auguro che il Cosenza possa tornare in B, rimanere in B e andare in Serie A in un futuro, perché quella è la dimensione del Cosenza, lottare in B per i vertici. E faccio anche un augurio a Guarascio, che ho avuto, di poter riuscire a salvare la squadra e l'anno prossimo di programmare sicuramente un campionato importante nella cadetteria. Ecco, grazie a Gigi Condò, direttore sportivo della Vibonese, in bocca al lupo, saluti al presidente Caffo e al nostro amico mister Giorgio Roselli. Grazie ancora Gigi. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Ciao. Stella, andiamo, vediamo con i messaggi, gli ultimi, e poi facciamo intervenire gli ospiti. Abbiamo finito dal punto di vista Skype e telefono, oggi è stata una puntata, mi stanno bombardando, stiamo aspettando notizie per quanto riguarda Chiuzzi, se resta o no, eventualmente notizie sul nuovo allenatore, ma al momento, cara Stella, siamo tra coloro che sono sospesi. Vai!
Ciao a tutti, mi chiamo Paolo, sono di Reggio Calabria e naturalmente da Reggio Calabria. Ah, salutiamo Reggio Calabria. Ci sta seguendo e naturalmente tifoso sfregato e sportivo della Reggina. Mi auguro da calabrese che il Cosenza ripeta il miracolo dell'anno scorso e che la Reggina partecipi e vinca i playoff, anche perché a parte l'Empoli non ci ha mai messo nessuno quest'anno. Vi abbraccio e complimenti per la trasmissione, è la prima volta che la seguo, ma è davvero ricca di informazioni. E grazie all'amico di Reggio. Grazie Paolo. Caro Segreto, con questa classifica può venire solo qualche allenatore alla frutta che non allena da anni, metaforicamente parlando. Questo ha espresso un tifoso. Dai che anche noi rispettiamo tutte le idee, ci mancherebbe altro. Dai che anche quest'anno il Cosenza ha la sua opportunità dal punto di vista della fortuna. Si avrà a disposizione un altro mini torneo dopo playoff, post lockdown e questa nuova situazione. Il Cosenza in situazioni del genere ha dimostrato di essere imbattibile. Abbiamo fiducia. Poi ancora messaggi, andiamo a vedere. Salve, volevo chiedere al dottor Segreto come valuta la mancanza di comunicazione tra società e piazza in questo momento delicato e come interpreta il silenzio di Occhiuzzi dopo la partita di domenica. Guarda, di sabato, ha scritto di domenica però. Mi sono già espresso la volta scorsa, io, mi pare Walter e qualche altro, non partecipiamo alle comunicazioni della società di Occhiuzzi perché vengono svolte praticamente via WhatsApp e mancando, diciamo, il contraddittorio, allora evitiamo, perché a me piace parlare. Io ho parlato con gente come Walter, con Reia, Mutti, Zaccheroni, e Mondonico, professore Scoglio, buonanime entrambi, e quindi c'era un ping pong da una parte e dall'altra. Nel momento in cui non c'è un contraddittorio e non puoi poi magari ribattere quello che dice un allenatore, allora preferisco tacere e dire le cose sul giornale, per quanto mi riguarda sul Corriere dello Sport, Walter per quanto lo riguarda sulla Gazzetta dello Sport, così come l'amico Francesco La Luna sul Quotidiano e su Cosenza Channel. Questo è il discorso della comunicazione, il perché poi la società non faccia parlare o faccia parlare a singhiozzo Occhiuzzi, questo onestamente non lo so. Ma credo che sia stata, secondo me, adesso non voglio entrare nel merito. Prego. Per quanto riguarda l'ultima cosa, l'ultima partita, credo che sia stata una decisione della presa società in comune, di non, magari è andato Trinchera a parlare, per cui non penso che... Non sarebbe la prima volta. Sul resto sono d'accordo con quello che dici tu, ma non è questo adesso il momento. Vabbè, non è questo il problema. Poi la società comunicherà quello che deve comunicare, perché lo fa tutti i giorni comunque con gli allenamenti, i report giornalieri, e quindi insomma... Qualsiasi sia la decisione, io mi auguro solamente, Walter, che questo discorso Covid finisca quanto prima, in modo tale che si possa tornare in conferenza stampa dal vivo. Vai Stella. Sì, ancora leggo messaggi. Sì, qualche messaggio che poi andiamo a vedere come ha stabilito l'assemblea di Lega, se Enzo Leonetti ce lo manda, perché si giocherà, come diceva Taibbi, ogni 3 giorni e vedremo quando riprenderà il campionato. Se c'è qualche altro messaggio, se no andiamo con la grafica, vai. Ok, possiamo andare con la Enzo grafica Leonetti, perché ci mandi la grafica del prossimo turno, le prossime partite, cose. Per favore, dei giorni, che dovrebbero essere, mi pare, 1, 4, 7 e 10 di maggio, perché ci saranno, come sappiamo, queste 2 settimane di sosta forzata. Questo è il prossimo turno che si giocherà il 1° maggio. Walter, sì, prossimo turno anche... avremo in campo quindi il 1° maggio, è confermata sì, la data del 1° lavoratore. maggio. Poi ci sono gli incontri ravvicinati. Ogni 3 giorni? Sì. Poi vedremo la grafica dei 3 giorni. Allora, vai a leggere il 1° maggio. Sì, allora, Ascoli-Empoli, troveremo in campo quindi Ascoli-Empoli, Brescia-Spal, Cosenza-Pescara, Cremonese-Regina, Frosinone-Pisa, Lecce-Cittadella, Reggiana-Pordenone, Salernitana-Monza, Venezia-Chievo, Entella-Vicenza. Quindi questo abbiamo detto, caro Walter, il 1° maggio. Poi, siccome si salteranno 2 turni, se non 3 di campionato, l'assemblea di Lega di domenica pomeriggio ha sancito che si giocherà. Enzo Leonetti, se l'abbiamo per i telespettatori, altrimenti vado a braccio. Sempre che non venga fuori qualche altro focolaio. Ah sì, certo. 1, 4, 7 e 10. A quel punto poi per il discorso degli europei, perché ci sono molte squadre che 1, prestano... 4, 7 e 10, poi mi pare 15 e 21. E 21 i play-out. Per quanto riguarda il Cosenza, poi i play-off li vedremo nelle altre trasmissioni.
Walter, il problema è che ci dovesse essere il Covid, bisognerà vedere come si svilupperanno. Metti che ti esce fuori l'ASL di Reggio Emilia, perché alla fine di tutta questa la Reggiana ha patito. L'unica che ha pagato è stata la Reggiana, poi sono subentrati i poteri forti del calcio italiano e si è allora... Attenzione che rischia di pagare anche il Lecce. Non sia mai la Salernitana dovesse superare il Lecce in classifica, la Salernitana si troverebbe sopra con i 3 punti vinti a tavolino fra. E secondo voi una società come il Lecce, con un presidente come Sticchi Damiani, non fa ricorso? Che giuristi, ci mancherebbe Rischiamo di andare per un altro caso Catania. Si andrà poi al blocco delle retrocessioni. In quel caso io non avrei sinceramente dubbi. No, il campionato, guarda se... Enzo, mi mandi per favore la grafica se l'abbiamo, se no facciamo un ultimo giro e non c'ho la grafica e non gliel'hanno mandata dalla gara, va benissimo. Allora, niente Walter, non abbiamo notizie dell'ultima ora al momento? Al momento non c'è, purtroppo quando c'è in mezzo il Cosenza la parte... I tempi si allungano? Sì, è lunga, è molto lunga. Tu Francesco hai qualche altra notizia? Credo che siamo ancora al libro dei proverbi, come sopra detto. Ho capito. E allora Stella, praticamente noi siamo arrivati, io volevo ricordare una cosa perché mi ha fatto venire in mente Gigi Condò quando parlava della piazza di Cosenza che va da sola. Ho sentito l'altro giorno Luca Carritano, che insomma è cosentino docco che gioca nel Chievo Verona, e mi diceva che ogni fine partita guarda sempre la prima cosa il risultato del Cosenza Calcio. La cosa bella di chi è passato da Cosenza, che siano cosentini o meno, quello di Luca è un caso a parte. Prendiamo Pascali. Cioè, chi passa da Cosenza, quando parla del Cosenza, dice vedi Savoldi, Negri, tutti quelli. Cioè, parlano sempre come se fossero ancora coinvolti nel Cosenza, perché una piazza come Cosenza riesce veramente a rimanerti dentro e a coinvolgerti in tutto e per tutto. Ed è un peccato questo. Allora Stella, siamo giunti ai saluti finali anche per questa volta. Comunque noi, nonostante la pausa di campionato, ci diceva il direttore che dovremmo essere qui ogni lunedì come al solito. Sì, certo. Allora, per la trasmissione di oggi ringraziamo tutti voi che ci avete seguito, il coordinatore della trasmissione Franco Segreto, grazie. I nostri ospiti telefonici, i nostri ospiti in studio per aver accettato il nostro invito, quindi grazie a Walter Leone grazie a voi. E Francesco La Luna. E invece con Replay vi ricordiamo la replica questa sera alle ore 23 su canale 10 del Digitale Terrestre, mentre in live ci ritroviamo lunedì 26 aprile alle ore 15. Grazie.